filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Pompala, la settimana sacra, signori. Ciao da Sammy Varin. Ci siamo finalmente. Siamo entrati nella settimana sacra, quella che ci porterà verso Pontida. Ragazzi miei, vedete questo vestito bene, ragazzi? Questa me la porto per tutta la settimana. Puzzerò come una capra, ma me la tengo camicia bella. La settimana giusta per prenotare il pullman verso Pontida, per pensare quali gadget di Radio Libertà acquistare allo stand di Radio Libertà domenica il 6 di ottobre, quando saremo lì già alle 7 del mattino. Ci sarà Sammy Varin, ragazzi, e avremo veramente gadget pazzeschi da proporvi. Allora adesso vediamo, chiedo al regista, tu lascia su la musica tranquillamente, io prendo e vado vicino alla telecamera perché voglio farvelo vedere da vicino il gadget più bello. Attenzione, attenzione. E lo so, quelli che hanno ascoltato solo per radio non hanno capito niente, ma in TV ho mostrato i portachiavi introvabili di Radio Libertà. Li state cercando su internet. Venite qui in radio a chiederli. Non ve li diamo, perché è roba che troverete esclusivamente sul Sacro Prato di Pontida. Poi, chiaro, se ne avanzano un conto. Questa è roba da collezione, il portachiavi in legno bruciacchiato con scritto Radio Libertà, e poi, certo, da massima collezione, il portachiavi con l'effigie di Sammy Varin, per i miei fan più incalliti, per quelli che mi sentono fin dalla fine degli anni 70, quando da ragazzino ho cominciato a fare radio. Ero piccolo, ma facevo già ste cazzate, incredibile. Beh, decidete voi cosa fare nella vita. Avremo modo di ricordare già da quest'oggi i pullman che partono da tutta Italia per portarvi domenica prossima sul Sacro Pratone, ma adesso bando alle ciance, mandiamoci in onda la canzone indipendente, che non è indipendente, perché è la nuova canzone dei Cure.
Adesso lo sapete, è uscito l'album dei Cure, non è vero? Tra poco esce. Oh, dopo 16 anni di attesa possiamo ancora aspettare un attimino. Il 1° novembre esce in tutto il mondo il 14° album dei Cure e questa è la prima canzone dell'album, si chiama Alone, già suonata in apertura di ogni concerto nell'ultima tournée. Insomma, ci mettiamo religiosamente in attesa noi vecchierelli, insomma, che con la musica di Cure siamo nati. Buon pomeriggio, buongiorno, buona alba, chi ci segue in replica. Sammy Varin, potere al popolo, potere a voi, potere al territorio, potere alle polemiche, potere alle voci senza filtri né censura, perché questa radio si chiama Radio Libertà. È minimo. E allora chi c'è in linea? Chi vuole parlare con me? Chiamate 0292947222 per commentare le notizie del giorno, quelle che avete già ascoltato magari questa mattina in rassegna stampa, quelle che state sentendo proprio in questi istanti sui telegiornali e che cavolo sta succedendo. Allora, con sta menata dei capi ultra di Milan e Inter, io non c'entro proprio niente. Cioè, parlatemi di qualunque cosa, ma il calcio per me non deve esistere. Lo so che è tutto un magna magna. Se non c'è il calcio, che cosa c'è nella vita? Non c'è altro, capisco, dobbiamo pagare le tasse e non c'è pure il calcio. Oh, che tristezza. Però io la lascerei fuori questa cosa, poi ve ne parlate con altri che sicuramente ne sanno più di me. Cos'altro c'è sui siti oltre al calcio? Mi viene da dire niente, perché sono su quello del Corriere, cioè guardate, praticamente si parla soltanto di quello che ha detto, di quello che ha fatto, indagato questo, in quell'altro, eccetera. Quando cambiano argomento, di cosa parlano? Di San Giuliano. San Giuliano, aiutaci tu, interrogato sul caso Boccia e l'esposto sulle minacce. L'ex ministro è in questi minuti dai PM. L'avvocato di San Giuliano aveva presentato un esposto per chiarire le eventuali pressioni contro un corpo dello Stato. Esposto tu, esposto anch'io, ormai tutti espongono l'esposto e vai così. E noi stiamo lì a guardare come dei deficienti. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Antonio. Vi disturbo ancora. Niente, qua dico, guarda, la solita critica del lavoro, guarda, siamo inviperiti un po' a morte perché ti senti rifiutato dappertutto, criticano quelli che arrivano, però dopo li prendono, no? Non so, sono Forza Italia, per Forza Italia e PD mi sembra sia uguale, scusa la critica. Io ho sempre appoggiato Salvini e la Lega e mi sento distante da quei pensieri là, però non ti danno la possibilità di crescere, di prendere, di portare a casa la pagnotta, cioè te ne stai qua a guardare gli occhi, vai sui centri impiego, dovrebbero averli sistemati, quelle cose là, e ci vuole tempo, un sacco di tempo, loro non sanno che la gente mangia tutti i giorni e ti prendono l'appuntamento dopo una settimana, dopo un coso, e dopo ti vai là e tutti sti corsi che attualmente, dopo avendo lavorato tutti quegli anni e in tutti i settori, ci siamo fatti il culo in tutti i settori, è possibile che adesso, guarda, ho fatto una prova così, non è che posso andare perché non posso pagarmi il biglietto fino negli Stati Uniti, però io dico, là che abbiamo pareggi, un po' di cose, però abbiamo 60 anni, ma abbiamo chiesto, cioè, là non puoi mettere l'età e non puoi mettere la foto, quindi tu basta che sai lavorare, ti accettano a lavorare, perché qua, cavolo, se sai lavorare e puoi lavorare non riesci a trovare lavoro perché quello là ti vuole pagare niente, l'altro ti vuole pagare, sceglie così, cioè, va bene scegliere, ma se uno sa lavorare, ti fa il lavoro, che differenza c'è tra italiano, tra questo, tra quello? Cioè, ma io non riesco a capire più niente. E i 60 anni, se sai lavorare, perché ai 60 anni non puoi lavorare più? Grazie, scusa. Grazie caro, questo è il grido d'aiuto di chi cerca lavoro. Il nostro ascoltatore ha chiamato anche altre volte, cerca lavoro nei campi per raccogliere la frutta, la verdura, e chi può dargli una mano non deve far altro che farsi avanti. Chiaro
chiaro, andare negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato anche con alcuni ospiti l'altra settimana, è un'altra vita, o forse è meglio specificare era un'altra vita, perché forse sta cambiando anche da quelle parti. Qui da noi la frase è sempre quella, è quella scritta in uno degli orologi che troverete in distribuzione a Pontida: è tutto magna magna, e la burocrazia praticamente sta rovinando da decenni, la burocrazia inventata dal PD naturalmente, sta rovinando la nostra vita quotidiana. In diretta e senza filtro allo 0292947222, certo c'è Rita che ci saluta, Rita Padana, che è quella che ha organizzato lo spiedo padano di ieri, andato da Dio, ragazzi, fatemi salutare tutti coloro che hanno partecipato, eravamo in 300 giù di lì. Dove eravamo? Eravamo al ristorante La Loggia di Rovato in provincia di Brescia. Questi li sentiamo prossimamente, perché abbiamo mangiato veramente uno spiedo fantastico, gente simpaticissima. Poi sui muri abbiamo proiettato il logo di Radio Libertà, quindi una roba. E poi chiaramente Semivarina ha intervistato i vari politici, c'era Romeo, c'era Toccalini, la Sardone, i sindaci, insomma è stata una gran bella giornata che ripeteremo 100 volte tanto, chiaro, questa domenica a Pontida in provincia di Bergamo, nel grande raduno della Lega. Torneremo certo sull'argomento, ma intanto faccio parlare voi. Chiamate 0292947222 o inviateci un WhatsApp al 340 6709 659. Luca da Bologna ci scrive: ma se il paradigma c'è un aggressore e c'è un aggredito, vale per tutti? Dobbiamo cominciare a mandare armi a Libano, Siria e Yemen? Punto di domanda. Guarda, io non lo so soltanto che le industrie di armi in questi anni, ragazzi, cambiate lavoro, andate a lavorarci lì. Pronto? Buongiorno signor Semmi, Lisetta. Quella. Allora, signor Semmi, siccome non si sa se il prossimo presidente americano sarà Donald Trump o Kamala Harris, e nemmeno è chiarissimo come si muoverà, secondo me, la neonata, Commissione europea di fronte alle guerre che sono scoppiate alle porte di casa. Tuttavia, signor Semmi, le posizioni di Meloni e Salvini sulla guerra e sui rapporti con la Russia sono ben diverse. Tant'è che la Presidente del Consiglio negli USA non ha esitato a ripetere che il suo governo continuerà ad aiutare gli ucraini anche con le armi. Io la saluto e buona settimana anche a lei. Grazie, buona settimana, sacra settimana, la settimana sacra di Pontida, quella durante la quale ci prepariamo, guardiamo sui vari siti da dove partono i pullman per portarci domenica prossima a Pontida. Certo, si parlerà anche di guerra purtroppo a Pontida, ma si parlerà soprattutto di quello che sta succedendo in Europa. Avete visto la notizia? No, perché non la fanno vedere da nessuna parte, meglio non parlarvi. Adesso ci sono tutti gli estremisti tifosi arrestati, sono estremisti anche quelli. Austria vince, l'estremista che vi dicevo di destra, Kickl, le parole contro ebrei e traditori. Il leader dell'FPO non ha alleati per governare, lo scrivono subito, tanto per... E invece io non ci credo. Fatto sta, insomma, che l'Austria ha girato a destra, come gran parte dell'Europa sta lentamente facendo, e subito dopo il Corriere specifica: l'Austria divide Lega e Forza Italia. Questi che mettono i puntini sulle i. D'altronde Tajani, l'arabo, vuoi che insomma, poi non gli piace questa cosa assolutamente. Salvini ha dichiarato vince il cambiamento e Tajani ha dichiarato rigurgiti neonazisti. Capito il rigurgito dell'arabo Tajani? La vittoria del partito della libertà. C'è un motivo per cui ci chiamiamo Radio Libertà, è vero, È applaudito dalla Lega, mentre per Forza Italia va escluso dal futuro governo austriaco. Insomma, quelli di Forza Italia, avete capito, sono bacchettoni del centro, cioè quelli che non si vogliono immischiare né di qua né di là. Voglio fare l'autonomia, ma i LEP cosa fanno? Ci sono, non ci sono? Ma e come mai? Ragazzi,
sono diventati come il PD, forse peggio del PD. Che ne pensate? Ditemi la vostra, sono qua 0292947222 o tramite WhatsApp 340 6709 659 e naturalmente gira su internet questa Isabella Tovaglieri, eccola qua la locandina, elezioni Austria, la destra di FPÖ prima con il 30% dei consensi, se non il 30 al 29, FPO primo partito con il 28,8% davanti all'OVP, i popolari del cancelliere Nehammer al 26,3%, i socialdemocratici al 21,1%, i liberali al 9,2%. Anche in Austria la sinistra è asfaltata. Chiaro? Deve accadere qualcosa, ma senti, quel qualcosa che vorrei che accadesse e che se ne rendesse conto l'Europa di quello che i cittadini vogliono, perché questa virata a destra non è che siamo diventati tutti fascisti, tutti estremisti, che probabilmente vogliamo davvero un cambiamento e lo spiega bene il generale Vannacci, anche lui sarà a Pontida questa domenica. Elezioni Austria, trionfa il partito delle libertà. L'avete scoperto, ci abbiamo fatto un partito, come Vannacci ha fatto il suo, noi abbiamo fatto il partito della libertà. No, scherziamo. La sinistra dice giorno nero per la democrazia, cioè perché in Austria ha vinto la destra, o meglio, non ha vinto la sinistra, è un giorno nero per la democrazia, come se fosse democratico solo il voto a sinistra. È davvero il mondo al contrario, scrive il generale Vannacci. E certamente sono meditazioni che ci portiamo a casa e che magari porterete questa sera in sezione. Salutiamo le sezioni della Lega che si trovano il lunedì sera e tra queste c'è quella di Milano. Oggi, ultimo giorno di settembre, lunedì 30 settembre, questa sera alle 21, la Lega si ritrova in Viale Toscana 12 a Milano. E chi ci sarà questa sera alla sezione della Lega? Chi ci guarda in radiovisione l'ha già notato. Silvia Sardone, europarlamentare, consigliere comunale di Milano, bella tosta, c'era anche lei ieri al pranzone di Rovato con lo spiedo padano. Chiaro che con Silvia Sardone si fa un attimino il punto su Milano, perché lei è anche consigliere comunale di Milano, ma anche sull'Europa. E chi è in zona questa sera alle ore 21, Viale Toscana 12 Milano, è una bella occasione per passarci, farci un giro e chiaramente me la salutate. Chiaramente mi ha fatto i complimenti per il mio bellissimo portachiavi con l'effigie che sta andando a ruba. Se lo voleva prendere, gli ho detto no! Teniamolo per Pontida. A Pontida, certo, aspettiamo l'attacco completo dei nostri ascoltatori per aiutare Radio Libertà. I nostri gadget sono a vostra completa disposizione per portarvi a casa un ricordo della radio più rivoluzionaria dell'etere. Ancora una chiamata, pronto? Ciao Sammy. Ciao. Ho visto il portachiave su WhatsApp, sei bellissima, è un video simpaticissimo. Sei gentile, veramente. non me lo dice neanche mia moglie, grazie. Guarda, un viso talmente limpido e solare che niente, sono rimasta a guardarlo estasiata. Grazie. Devo dire la verità. Volevo solo dirti una cosa. Dunque, l'altro giorno ho seguito una trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal coro. Certo. Hanno intervistato tante persone che hanno bisogno di cure e visite e dovranno attendere tempi biblici da 1 a 2 anni e anche 2 anni e mezzo. Nessuno però ha detto che se la sanità è ridotta così è perché dobbiamo curare migliaia di extracomunitari, diciamoci la verità, che vengono dal Nord Africa, che vengono dall'est, dalla Cina, insomma, perché non lo dicono questo? Ma è logico che la sanità è in crisi.
Brava, 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 e questa è una meditazione che mancava all'ottima trasmissione di Giordano. Bisogna specificarlo, anche perché questa è gente che poi ci ritroviamo a intasare il pronto soccorso per qualunque cacchiata. Sappiamo bene che bisogna curarli, assolutamente sì. Non saremo mai quelli che dicono che non bisogna curare gli immigrati, specialmente, specifico, immigrati clandestini. Si può ancora dire questa parola? L'ordine dei giornalisti non me lo lascia dire, ma io lo dico lo stesso. Immigrati clandestini li curiamo, certo, anche quelli, caro Arabo Tajani, che non hanno la cittadinanza italiana, non ce ne fotte niente. Li curiamo tutti, però puntini, puntini, puntini. E qua mi fermo, attenzione, perché tra pochi minuti ritorniamo in onda, avremo anche un ospite, un'autrice, scrittrice, ma soprattutto c'ho un fracco di WhatsApp da leggervi e tra poco ci sfoghiamo. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Bitonci per la puntuale risposta e grazie per aver messo in evidenza tutte le misure e tutte le azioni che questo governo ha portato e sta portando avanti per far fronte alla grande crisi di questo comparto. Un impegno costante e anche rivolto al futuro, tant'è che lei stesso ha comunicato la volontà del suo Ministero di prorogare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per il 2025. Misure che poi hanno trovato una grande adesione delle aziende del comparto, segno che le misure messe in campo da questo governo sono misure efficaci, efficienti e che effettivamente servono al territorio e servono per fare fronte a questa grave crisi di settore. E grazie perché con questa sua risposta puntuale si mette fine anche alle numerose fake news diffuse nel nostro territorio, nel territorio toscano, dal governatore toscano Gianni e dalla sua giunta, che in più di un articolo, direi quotidianamente, mettono in evidenza una bugia, che il governo è assente, che il governo è fermo e che il governo non ha messo in campo nessuna misura per far fronte alla crisi di settore. Tant'è che, come lei ha citato nella risposta alla mia interrogazione, l'8 aprile 2024 è stato sottoscritto un accordo di programma proprio tra il Ministero e la Regione Toscana. E spero che la Regione Toscana, che ha abbandonato proprio un comparto tessile, un tessuto particolare, un vero made in Italy, tutto toscano, ma che ha un'importanza internazionale, Panno del Casentino, completamente abbandonato e che rischia di morire. Io mi auguro che la Regione Toscana, che il governatore Gianni, che è stato più volte sollecitato sul tema, abbia la stessa attenzione sui prodotti locali, quell'attenzione che il governo sta portando avanti e ha dichiarato di voler continuare. Queste misure sono importanti, hanno trovato una grande adesione da parte delle aziende del comparto, ma necessitano di essere prorogate, come lei ha detto, ma l'attenzione del governo rispetto alle necessità e alle richieste del comparto ci danno anche serenità, quella serenità che è stata tolta dalle fake news della Regione Toscana, quindi io la ringrazio anche a nome di tutti i parlamentari toscani che hanno sottoscritto insieme a me l'interrogazione. Vi chiedo di continuare ad avere la stessa attenzione per questo comparto che in Toscana è essenziale e determinante. In più, a settembre ci sarà anche un'attenzione nei prossimi giorni sul tema degli ammortizzatori sociali per i lavoratori al Ministero del Lavoro, e questo mette in evidenza anche una sinergia tra i vari ministeri e per questo la ringrazio. Grazie. Qui Parlamento.
E forse qualcuno di voi non lo sa, ma nella trasmissione di Sammy Varin vanno soltanto cantanti sconosciuti, solo artisti indipendenti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, di ogni tipo, cantanti, ballerini, scrittori, autori, registi, quelli famosissimi non hanno bisogno di Sammy Varin. È il caso di Eva Favarò e Miriam Destro, appena uscita con Harakiri, un pezzo iniziale devo dire, e se questa è la prima canzone uno dice cavolo chissà le altre. È una cantautrice siciliana ma pavese d'adozione, dove studia canto, songwriting. A Ferragosto si è esibita tra i finalisti di Campus Band, il concorso di Lavezzi, Mogol e Mussida patrocinato dal comune di Milano. Interessante questo pezzo Harakiri di Eva Favarò e Miriam Destro. Trovate tutto quanto sugli store digitali e naturalmente su YouTube. 13:37, buongiorno, buon pomeriggio. Sammy Varin, potere al popolo. Sì, tra poco riapro le linee, tra poco leggo i vostri messaggi. Sempre arrabbiati, mai un giorno. Tu dici, sei una ruffa popolo, Sammy Varin, ci fai arrabbiare, noi ci arrabbiamo. Giusto, bravi, ma adesso attenzione, è arrivato il momento dell'autrice, prima la musica indipendente, adesso un libro indipendente interessante davvero, perché è un po' un chiaroscuro, è dolce ma è anche amaro e ci fa capire un attimino in che mondo stiamo vivendo. Lei è Grazia Spadaro Norella, chissà se ho detto tutto giusto, e il libro si intitola Moti di inerzia. L'abbiamo in linea, ciao Grazia! Ciao Sammy, sono molto contenta di essere arrivata dopo un'autrice siciliana, era bellissima la canzone, anche io sono siciliana, sono di Catania. Dai. E quindi sono proprio contenta. È un piacerone. È tutto giusto, Grazia Spadaro Norella? Guarda, io ho una disgrazia di avere un nome tutto attaccato per un errore dell'anagrafe, quindi mi chiamo Maria Grazia tutto attaccato. E Spadaro Norella sono 2 cognomi, è stata una vita difficile della mia scuola. No, ci sta, poi suona bene, Maria Grazia, tutto attaccato, Spadaro Norella. Ma quindi con il libro, quando cercano il libro devono cercare Maria Grazia? Sì, Okay. devono cercare, ma lo trovano su messaggerie, lo trovano, se vogliono, su Amazon, lo trovano nelle librerie. Però, come dicevi tu, è un mondo difficile, quindi gli esordienti non vengono esposti. Però se il libro viene ordinato, ovviamente la casa editrice lo fa arrivare. Sai, quindi... noi siamo una controinformazione quotidiana, qualunque notizia, qualunque notizia la diciamo al contrario di quello che leggi su Repubblica, sul Corriere, su Rai 1, e la diciamo al contrario. È vera, sai? E quindi forse diventa vera. Ma guarda, io penso che la verità stia nel mezzo, però come la diciamo noi non la dice nessuno, te l'assicuro. Esatto, Moti di inerzia, solo il titolo lì già capisci che c'è qualcosa di strano in questo libro, ragazzi. Qui si parla di artisti prigionieri dei loro sogni, perché incapaci di trovare un posto nel mondo, o forse incapaci di credere in se stessi. Attenzione artisti che ci seguite, ma attenzione a tutti voi, perché siamo un po' tutti artisti, abbiamo qualche mania, qualche hobby particolare, vorremmo fare quel qualcosa, ci sarebbe piaciuto fare tutt'altro lavoro e invece stiamo facendo un cacchio di lavoro che non ci piace, ma bisogna pur sopravvivere e continuiamo a sognare come cantava Gerardina Trovato tanti anni fa, e adesso la rivediamo sulle scene e ci fa tanto piacere. Maria Grazia Spadaro, che cosa hai voluto trasmettere in questo libro? Moti di inerzia, di che cosa parla? A chi parla soprattutto? Perché la sensazione che ho io è che parla a ognuno di noi alla fin fine. Sì. Allora, diciamo che la professione di queste persone è un pretesto, è il mondo in cui io vivo, quindi i miei amici sono tutti pittori, scrittori, girano corti, fanno gli attori, alcuni in maniera più professionale, alcuni stanno tentando, non è una carriera facile, ma diciamo che non lo è per nessuno cominciare a lavorare.
E quindi inizialmente parte, ecco, da un mondo di persone di cui faccio parte, tu abbiamo tutti un sogno, e mi pare che 9 italiani su 10 abbiano un libro in un cassetto addirittura. Quindi parte da un sogno, alcuni ci credono di più, alcuni ci credono di meno, ma non è tanto questo, non è tanto la passione che li spinge quanto il senso di inadeguatezza che li tormenta, e quindi la paura di non farcela, la paura di non essere all'altezza e di non soddisfare le aspettative del pubblico, di chi li ama in una società, Sammy, in cui, cioè, se fai i soldi sei uno forte, se non fai i soldi non sei uno forte, diciamo, gira tutto intorno al biodenaro, quindi una sfera che storicamente, insomma, perché non credo che, andando molto indietro, non credo che Caravaggio sia stata una persona benestante, cioè in un mondo in cui storicamente gli artisti avevano dei mecenati, comunque avevano degli aiuti, ecco, adesso non solo non hanno degli aiuti, ma anzi vengono relegati in una sfera di il tuo hobby, coltivatelo, però fai un lavoro vero, a volte anche dentro la famiglia. Però ecco, scusami, io ti sto ascoltando perché aspetto di capire poi se è un libro drammatico o se alla fine c'è la lezione, alla fine. No, la lezione no. Io, guarda, sono una che sbaglia tutti i giorni, non posso insegnare niente a nessuno, quindi la lezione, la morale mai, per carità. Guarda, è molto bello quello che ha scritto un'amica che ha letto il libro, ha detto: il tuo libro è come un fiume, porta con sé detriti, ma chi vuole può trovare anche conchiglie. Ecco, sono pezzi di vita in cui ognuno si può rivedere senza giudizio, senza condanna, senza speranza, senza niente, sono spaccati di vita, sono emozioni che diciamo coinvolgono e tengono insieme i personaggi del libro, che si conoscono tutti fra loro, quindi sembrano racconti con storie scollegate, invece no, c'è un filo conduttore. Come ha detto un altro amico che mi ha letto, il tuo libro è come l'inizio, il primo capitolo, che è la storia di una tatuatrice che tatua soltanto peli di ragno. Ecco, sono tutti fili e poi alla fine vedi la ragnatela. Signori, dice che non ci sono lezioni, ma poi alla fine, leggendo questo libro, la lezione, forse noi che parliamo quotidianamente anche dei bisogni dei cittadini, di cosa la politica potrebbe fare per la gente, e forse la lezione, leggendo questo libro Moti d'inerzia di Maria Grazia Spadaro, è proprio che si potrebbe fare qualcosa di più per il cittadino, per dare più speranza a chi quotidianamente ha delle passioni. Si potrebbe fare di più per le start-up, per chi si vuole aprire un'azienda, per chi ha delle idee, per chi ha ancora coraggio di dire qualcosa che magari è fuori moda, è fuori posto e non segue il pensiero unico. Ecco, questa forse è la lezione di uno che non ha letto il tuo libro, ma che ha cominciato a pensare proprio a questo fiume che passa, che porta via tante schifezze e magari salta fuori qualche bellissima conchiglia. Maria Grazia Spadaro, e io non lo so dove vuoi arrivare, però questo libro secondo me parla anche della nostra vita. Sì, intanto andare, l'importante è andare, poi dove arriviamo vediamo. Esatto, perché intervistando ogni giorno artisti indipendenti, sconosciutissimi, che però hanno questa passione forte e la vogliono raccontare, mi sembra proprio che questo libro calzi a pennello, per cui invitiamo chi è curioso, chi magari è uno di questi artisti che viene intervistato da Sammy Varin o che aspetta di essere passato, perché io ogni mezz'ora mando in onda proprio una canzone indipendente, un'idea a leggersi questo libro. E Maria Grazia, dici dove possiamo ordinarlo al volo. Allora, se siete a Roma, la libreria Mondadori di Via Piave ce l'ha, se siete a Roma l'Enoteca Letteraria di Via San Giovanni in Laterano ce l'ha, ovvero i posti dove sono state realizzate le presentazioni del libro, il libro ce l'hanno, se no in qualsiasi libreria lo ordinate, e poi c'è il mitico Amazon. Non credo che sia in Black Friday il libro, però insomma
non costa molto, quindi io spero veramente che chi ci sta ascoltando possa leggerlo, perché ti dico, io sono emozionatissima, pensavo di non essere all'altezza, pensavo che mi avrebbero tirato le pietre, invece non solo, ho trovato un editore, Fabio Croce, molto serio, che ha voluto investire su di me e pubblicare il mio libro, ma la cosa bella è che le persone che lo leggono vi dicono che gli piace, quindi o 300 persone mi prendono in giro oppure effettivamente è un bel libro. Vedi. E quindi uno dei personaggi di questo libro potresti essere anche tu. Alla fine ha avuto le sue soddisfazioni. Cavolo. Maria Grazia, Sì, è stato un piacere e ti soprattutto... ringrazio, piacere mio. Ero emozionatissima, vedi, non riuscivo neanche a collegarmi con Skype, invece mi hai messo a mio agio e quindi ti ringrazio moltissimo. Ma che, anzi, quando hai qualcosa da dire, quando hai qualcosa da commentare, quando arriva un nuovo libro, tu sai che siamo qui ad ascoltare chi non gira sui grossi e grassi network, ma ha ancora coraggio di trasmettere emozioni. Grazie a tutti, grazie a te. Ciao, buon lavoro, alla prossima. Grazie, alla Ciao. prossima. Maria Grazia Spadaro, il libro è Moti d'inerzia. E qui facciamolo sto moto d'inerzia. Dai, sveglia. Riapriamo le linee allo 02 Siorri 9294 7222. Il venditore Sammy Varin vi vende. Eccolo qua. Il primo che chiama arriverà in omaggio. Dai, fagli un primo piano. Fammi godere. Arriverà in omaggio questo portachiavi in legno bruciacchiato con scritto Radio Libertà. L'ho portato in studio, ragazzi. Non è numerato, però il numero, se volete, ce lo scrivo io a mano. Questo portachiavi lo troverete a Pontida domenica prossima 6 ottobre a partire dalle ore 7. Attenzione che ti metto anche quello con il mio faccione. C'è Andrea che sta sgranando gli occhi, non l'avevi ancora visto Andrea? 10 euro, lo so, se lo vuoi 10 euro a sostegno della radio dove lavori. Chiaro che questa è roba da collezione, cioè il faccione di Sammy Varinone, è chiaro che devi essere un mio fan, uno di quelli che mi segue da almeno 25-30, io faccio radio da 45 anni, quindi vedi un po' te, però per sostenere Radio Libertà è chiaro, c'è questo qua che ho scritto Radio Libertà, guarda un po' che carino, è di legno, intagliato nel legno. È chiaro che quando vi stufate lo potete anche accendere e usarlo per il camino, come volete voi, ma l'importante è sostenere la nostra radio, ad esempio acquistando, guarda lì, allarga ancora un po' che c'è l'orologio, c'è l'orologio di Radio Libertà. Ieri lo abbiamo venduto alla stragrande, mamma mia, allo Spiedo Padano che abbiamo fatto a Rovato, e ringrazio tutti coloro che hanno voluto portarsi a casa un ricordino. Ma certo, se siete ascoltatori di questa radio e verrete a Pontida, leghisti celoduristi o semplicemente curiosi, prenoterete il pullman che parte da ogni zona d'Italia che vi porterà sul Sacro Pratone domenica prossima. È chiaro che se venite a Pontida, tra i tanti stand che arrivano da tutta Italia, cercherete lo stand di Radio Libertà, conoscerete il Sammy Varin, mi riconoscete, chiaramente sono il più cappellone del Pratone, e vi porterete a casa qualche ricordo incredibile della nostra radio, dai portachiavi bruciacchiati alle magliette, cappellini, adesivi, ci sono i CD di musica indipendente, quella che sentite su queste frequenze, i libri indipendenti, insomma, diciamo una controinformazione a tutto tondo che vi terrà compagnia dal Sacro Pratone di Pontida domenica prossima, e chiaramente per chi arriva, ma anche per chi non arriva, ci sarà la diretta nazionale sul canale 252, sulla banda DAB e su tutti i social, perché l'evento di Pontida della Lega è un evento importantissimo per la politica, soprattutto per gli ospitoni che arriveranno. Chi c'è in linea? Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Io ho traumandati, no? Il Sacro Suolo di Pontida, simbolicamente, naturalmente, è stato acquistato, certo. Ma la simbologia molto spesso è molto importante anche per via dei sentimenti che ci sono stati e ci devono essere per un vero leghista. La Lega e il leghista
non è di destra o di sinistra. Ricordiamoci a Chignolo Po, quando ognuno di noi è andato a votare, ha votato per il Parlamento di Chignolo Po, a seconda di quali erano le sue posizioni politiche. Però il tutt'uno era diciamo così, strutturato in un ideale del federalismo, di autonomia, del rispetto reciproco e della responsabilità dei popoli che fanno parte del paese che si chiama Italia. E questo bisogna ricordarselo bene. E quindi quando si parla di sovranisti, come se fossero dei criminali, allora si abolisce anche la Costituzione. E quello che anche al Quirinale, che dovrebbe difendere l'Italia, dovrebbe dimettersi, ha detto bene Claudio Borghi a suo tempo, perché fa di tutto per essere di ostacolo proprio al paese. Non so se lo faccia in buona fede, ma non credo, perché è stato anche nella corte cosiddetta prostituzionale, che ci costa più di 50 milioni tutti gli anni, quel galantuomo lì, e di conseguenza noi ci ritroviamo con una finta Unione Europea, ma è una distruzione dei nostri popoli, e di conseguenza basta vedere adesso Tajani che in Austria ha vinto l'FPO, sono nazisti, lì sono tutte balle colossali come Alternativa for Deutschland, ecco. E adesso Tajani ti viene a dire che bisogna espellere FPO. Cioè, ricordiamoci bene che i nostri nemici in primis sono proprio Forza Italia e poi dopo Fratelli della NATO. Grazie Tajani l'arabo. E ve l'ho detto, il nuovo lavoro di Tajani è quello di mettere i puntini sulle i su qualunque cosa che dica la Lega. È molto piddino, ecco, da questo punto di vista, molto piddino. WhatsApp, grazie, tra poco ve ne leggo un fracco, ma prima un'altra chiamata al volo. Dai, fatemi godere. Pronto? Ciao Luca di Milano. Ciao. Perché noi, se non sbaglio, vorrei essere corretto, ma chi è che dà più soldi all'ONU se non l'Italia? Più soldi di tutti all'ONU, che poi dopo non ne facciamo neanche, ne facciamo parte, però diciamo in teoria, in pratica no. C'è anche la Turchia che non l'ho mai capita. Poi queste guerre qui, chi è che le finanzia? Sono truffe dappertutto, in borsa, banche speculative, specialmente in Italia, dimezzamenti in Italia poi di stipendi e pensioni, cioè praticamente tutti questi soldi dove vanno a finire? Io sento puzza terribile che noi finanziamo le guerre in modo particolare e probabilmente più di tutti. Ma ripeto la domanda, da dove provengono questi soldi? Prego, cioè meritano un'analisi. Dimenticavo, chi ha pagato i debiti americani su Prime verso il 2003-2004, oltre ad aver limitato stipendi e pensione? Cioè praticamente noi siamo veramente alla mercé in una cosa veramente vergognosa. La magistratura è la prima responsabile, comprese la disinformazione. Sono loro i primi responsabili, ma non solo a parole, la devono pagare. Ok. Grazie, cioè avete presente la scena? Qui c'è la ferita, la piaga e questo ascoltatore ci ha messo il dito dentro. Ci fai soffrire perché hai messo a nudo praticamente la verità, la realtà. 0292947222. Avete capito come funziona questa trasmissione e questa radio soprattutto, perché questo giochetto lo facciamo praticamente dalla mattina alla sera. Si può inviare anche un WhatsApp, il numero è 340 6709 659. Qualunque cosa abbiate da commentare su qualunque argomento, non andate mai fuori tema, non esiste. E allora andiamo con un po' di WhatsApp, ragazzi, ne sono arrivati tantissimi, vi ringrazio naturalmente. Poi ci vediamo a Pontida questa domenica, cioè chi riesce a venire. E lo so, poi si diventa anziani e dura, ma chi ha ancora la voglia di uscire di casa e di venire, prenotate il pullman, sono quasi sempre gratis da tutta Italia. Domenica passate una giornata fuori e soprattutto incontrate tanti altri ascoltatori di Radio Libertà allo stand della nostra radio intorno al Sacro Pratone. Prendiamo qualche WhatsApp audio, sentiamo questo cosa ha da dire. Caro Sammy, la sinistra ha un filo comune in tutto il mondo. Le votazioni sono veramente un peso, devono essere un passaggio in carrozza,
devono essere quasi una farsa, però voglio sapere insomma quanto sono democratici queste persone. In Austria hanno perso, però chi ha vinto non deve governare, come in Europa. Allora, o si tolgono le votazioni o bisogna accettare, per quanto non sia radical chic e tutto, il giudizio degli elettori, perché effettivamente importare nuovi voti non è ancora sufficiente, e quindi credo che effettivamente c'è da vedere bene cos'è la democrazia per loro, c'è da chiedergli. Ma allora io credo che sarebbe da dire, sinistra, possiamo candidarci o dobbiamo candidarci per arrivare secondi? Perché penso che c'è anche questo da dire, dobbiamo candidarci per fare gli scemi di turno, essere lì e sentire anche le parole che le cose vanno male, perché per la sinistra quando le cose vanno male è dell'opposizione la colpa, poi gli 11 anni che hanno fatto il governo non si calcolano, e io credo che sia una cosa veramente ignobile. Bravo Massimo Moletti, e d'altronde oggi Repubblica, guarda un po' il titolo, scrive così: Europa inquieta, l'Austria si tinge di nero. Risultato storico per l'estrema destra, FPÖ è il primo partito al 29%, flop del cancelliere Nehammer fermo al 26%. Quello che non capite, il Messaggero invece scrive: l'ultradestra sfonda in Austria, FPÖ al 29%. Quello che non capite, cari giornalisti, professionisti chiaramente, ma con la puzzetta sotto il naso, e non è che siamo diventati tutti fascisti, estremisti, eccetera, semplicemente non ci piace quello che sta facendo questa Europa, dove ci sta portando questa Europa. È solo per questo che si va a votare quelli che non sono d'accordo su questa Europa, per tante motivazioni diverse. Certo, quello sul fronte immigrati è sicuramente uno dei messaggi più potenti, ma non soltanto questo, e loro vanno avanti chiaramente a dire: ecco, vincono i fascisti, gli estremisti, eccetera, eccetera. Siamo tutti noi fascisti ed estremisti, allora ce lo dobbiamo dire l'un l'altro. Ecco il generale Vannacci che lo scrive proprio: come se fosse democratico solo il voto a sinistra. Ecco il mondo all'incontrario. E il generale Vannacci sarà chiaramente ospite a Pontida domenica prossima. Sono sicuro che verrà anche a trovarci al gazebo di Radio Libertà, quindi se volete conoscerlo vi conviene prenotare un pullman per Pontida chiamando la sezione della Lega a voi più vicina, ragazzi. Se non la trovate, se non sapete dove cosa fare, scrivetemi un WhatsApp qui al 340 6709 659. Io c'ho qui il computer, il sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Su questo sito c'è tutta la lista di tutti quelli che sono i pullman che partono, per cui direi che la cosa è più facile che mai. Sammy, ridicolo l'alto rappresentante europeo Borrell che vuole trattativa con i terroristi di Hamas e non fa nulla per proporre un piano Russia-Ucraina. Vergogna senza limite. A Marzabotto il presidente tedesco, oltre a chiedere scusa perché non hanno mai voluto dare rimborsi di guerra, 2 guerre dai tedeschi e ora comandano in Europa. Forse rivedere qualcosa, forse. Marco di Agrate, buongiorno anche a te, ben trovato. Ciao Sammy, io spero solo che l'Austria accetti la richiesta del Lombardo-Veneto di entrare a far parte di una confederazione, in ricordo del bellissimo periodo quando eravamo una sola nazione prima che ci invadessero gli italici. Fantastico. Luca da Brescia, non lo sapete ragazzi, qui siamo assolutamente controcorrente, quello che trasmettiamo noi non lo trasmette nessuno. Ciao Sammy, ormai chi non vota a sinistra è considerato un fascista o un razzista, proprio così. Ma come si fa a non vedere che le nostre città sono invivibili dopo una certa ora, e mica solo dopo una certa ora? È chiaro che stiamo parlando di gente comune che deve andare in stazione a prendere il treno o a lavorare con i mezzi pubblici. Certo, chi gode di macchina autista non tocca con mano. Problema grossissimo, quello della droga tra i più giovani. Bravo Mario, ancora una volta ci hai azzeccato. Ci fermiamo, ma solo per pochi istanti, poi il Qui Parlamento, la canzone indipendente, e sono ancora da voi. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione! Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti! Ho detto solo che ho bisogno di ispirazioni! Pop Music! Bastardo! Non ho capito cosa ha detto. Pop Music! Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle Colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Qui Parlamento. Grazie Presidente. È all'esame dell'Assemblea il disegno di legge 1532 bis A recante disposizioni in materia di lavoro. Tale disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica. Derivante dallo stralcio del progetto iniziale, il suo esame in Commissione ha avuto inizio il 6 dicembre 2023 e si è concluso il 19 settembre 2024. Nel corso dell'esame in sede referente il testo è stato ampiamente modificato. Da iniziali 20 articoli siamo arrivati a 33 articoli. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali. In materia di tutela e sicurezza del lavoro, il provvedimento prevede, con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che almeno 4 componenti della Commissione per gli interpelli abbiano un profilo professionale giuridico, che il Ministero della Salute aggiorni l'elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina, che l'ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva, intesa a contrastare l'assenza di controindicazione al lavoro. La soppressione dell'ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale anziché dal medico competente, e che quest'ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva, che l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente, qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica. Il differimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla conclusione, previa consultazione delle parti sociali, di un accordo in sede di conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza, che in via generale sia l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l'altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche, definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto, l'abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal decreto legislativo 81/2008, che con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere, che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposti tali tessere nel luogo di lavoro. La redazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di una relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare, sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo,
rendicontabillo per l'anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. La modifica della disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che anche l'INAIL possa recuperare le somme indebitamente versate dallo stesso istituto successivamente al decesso dei beneficiari. La modifica della disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL. Qui Parlamento. Forte con sapore, sono tutte canzoni indipendenti quelle che Sammy Varin vi lancia ogni mezz'ora. Lui si chiama Oniudra, lo so, tu dici poteva chiamarsi Luca, Andrea o Lorenzo, i nostri registi del momento, no, si chiama Oniudra, lasciarti andare, mi tempo e richiami anni 80, lui arriva dalla provincia di Caserta, musica popolare, canzoni liturgiche e salmi biblici, calcando il palco di Barabani, quello di Op 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 Somarello, mamma mia che ricordi, Mal, dei collage, tipo particolare questo Oniudra, particolarissima sicuramente la canzone intitolata Lasciarti andare, ci riporta alle 14:10 in diretta ma anche in replica, lo sapete, siamo in onda all'alba dalle 5:30 alle 7:30 del mattino, è tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Sempre con le linee aperte, chi vuole parlare in diretta con Sammy Varin e commentare le notizie del giorno, chiami 0292 947222, ma tra poco vi leggo anche i tanti WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Cosa bolle in pentola tra le notizie che gli altri non dicono? Sul fronte pensioni, il governo pensa alla riforma, modifiche alla Fornero per alzare l'età, si parte con incentivi a restare, scrive Repubblica, signori, ma chiaro che per restare al lavoro bisogna avercelo questo lavoro. Intanto, certo, in apertura su tutti i siti c'è la cronaca nel campo del calcio, arresti a Milano, gli affari sporchi tra gli ultra di Inter e Milan, pressioni su Simone Inzaghi per i biglietti, il GIP San Siro sottratta alla legalità. È chiaro che chi vi parla se ne fotte altamente di questa situazione, perché ha sempre pensato che ci fosse un gigantesco magna magna all'interno del calcio. Intanto la procura della Federcalcio chiede gli atti, cosa rischiano Inter e Milan, ma naturalmente quella che piace a noi come notizia è quella dell'Austria. E certo, la vittoria della destra in Austria significa più di qualche cosa, e non soltanto per l'Austria, dove certo adesso sarà difficile fare il governo gnignero, ma per tutti noi che in questa Europa ci dobbiamo vivere. La destra di FPÖ, guarda caso, il partito con cui è alleata la Lega, ma è proprio un caso, vince con il 30% dei consensi. Anche in Austria la sinistra asfaltata. Che cosa significa tutto ciò, ma soprattutto cosa significa in vista di Pontida? Domenica prossima sul Sacro Pratone ci saranno ospiti di rilievo anche dal punto di vista europeo. Arriva Orban, arriva Wilders e ne arriveranno ancora altri. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Pronto, Sammy? Voilà. Ciao caro. Ciao. Sempre complimenti. Purtroppo non potrò venire, io ho purtroppo una gamba ingessata, se no per la prima volta mi sarebbe piaciuto venire a Pontida perché non ci sono mai stato. Prima o poi vedrai che vieni, ma sai che faremo la diretta completa su queste frequenze, quindi ti sembrerà di essere lì. Ecco, allora lo metterò qua. Ci metto un chiodo proprio sulla rete. Perché purtroppo ho una caviglia ingessata. Io una domanda, scusa, tecnica elettorale, se tu magari con la tua potente redazione potete informarmi, se me la potete dare al volo questa notizia. Siccome io ho un vecchio telefonino di 11 anni fa, ho un rapporto, vista la mia veneranda età, con le nuove tecnologie, sono proprio imbranato del tutto, perché questo è importante, se per caso in Liguria c'è il voto disgiunto per il governatore, perché è una cosa molto importante, perché Bucci è molto più popolare, è molto più forte come candidato di Orlando. Quindi volevo sapere, perché sai cosa è successo sempre in Sardegna, no? Il centrodestra ha stravinto le elezioni regionali, però c'era il voto disgiunto e il candidato del centrosinistra era molto più popolare e ha vinto. Perché questo è molto importante. Se mi potete magari dare un'informazione così in diretta, se in Liguria c'è il voto disgiunto, perché magari si potrebbe anche perdere come sommatoria i voti di centrodestra, però vincere con un candidato forte come Bucci. Mi potete dare questa informazione, se c'è il voto disgiunto o no? Grazie. Voto disgiunto, sì. Ci sarà la possibilità di praticare il voto disgiunto tracciando un segno sul nome del candidato presidente e volendo sul simbolo di una lista che non lo appoggia. Se l'elettore esprime il suo voto solo per una lista, va automaticamente anche al candidato presidente collegato. Il voto disgiunto non riguarda le preferenze. Non è infatti possibile scrivere i nomi di candidati appartenenti a una lista diversa da quella segnata. Non è neppure possibile votare due liste diverse, neanche se appoggiano lo stesso candidato presidente, né ovviamente due candidati presidenti diversi. Chiaro che è una cosa, come dicevi tu, tecnica, il voto disgiunto non tutti
tutti lo sanno fare, per fortuna, dico io, però è quello più pericoloso perché può provocare delle sorprese pazzesche. Vedi cosa è accaduto in Sardegna e si è ritrovata presidente una che mai pensava di esserlo. 0292947222 in diretta e senza filtro con Sammy Varin, il leader dell'AFPO, si è già schierato senza se e senza ma a fianco di Israele, così ha tolto l'argomento antisemitismo ai sinistri o sinistrati, che dire si voglia. Insomma, siete agguerriti come non mai anche adesso, ma attenzione, io vado immediatamente su quello che gira in rete. E questa è bellissima, ragazzi, è diffusa da Provita e Famiglia, ma ritweetata anche da Non Prevalebunt. I figli dei demoni vogliono colpire anche le anime pure. Di chi parlano questi bacchettoni? Di chi vuole inserire il gender a scuola. Non esistono bambini trans, esistono bambini e bambine, lasciateli crescere in pace. Quei bacchettoni di Provita e Famiglia. E il Sammy Varin questa domenica, se fate i bravi, indosserà proprio la maglietta di Provita e Famiglia, già quella con il simbolo della famiglia, quel poco che ci rimane, è vero, composta da un uomo, da una donna e da 2 bambini. Che cosa mai dice Sammy Varin? Però vi faccio vedere di più. Oggi sul quotidiano La Verità, l'intervista a quel bacchettone di Rossano Sasso. Più sesso e meno sasso, avete scritto nelle manifestazioni, cari amici, un corno del PD. L'arcigay resterà fuori dalla scuola, titola oggi l'intervista sul quotidiano La Verità a Rossano Sasso, parlamentare della Lega. Il leghista della risoluzione anti-gender in classe. Non sono contro l'educazione sessuale, ma non devono farla gli esponenti del mondo LGBT. Cioè ti ritrovi un travone in classe che ti parla di educazione sessuale, c'è qualcosa che non funziona, ragazzi. Ho sottoposto al ministro la questione del laboratorio per bambini trans, che poi alla fine pare che non ci sia stato, sono andati fuori a protestare, chiari quegli omofobi di destra, vergognosa. Bella intervista questa a Rossano Sasso, siete ancora in tempo a trovarla sul quotidiano La Verità di quest'oggi lunedì, ma la trovate ormai tranquillamente su internet, perché sono quelle cose che per fortuna si possono leggere con facilità. La soddisfazione di Salvini per il risultato austriaco. C'è voglia di cambiamento, ha dichiarato Matteo Salvini, facendo inorridire quell'arabo di Tajani. Matteo Salvini esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni austriache. Secondo gli exit poll, poi appunto confermati, FPÖ, storico alleato della Lega in Europa, è il primo partito e una sua delegazione sarà presente il prossimo 6 ottobre a Pontida. Te capì? In una nota della Lega il partito commenta che il popolo austriaco ha votato e ha premiato i nostri amici e alleati. Una giornata storica nel nome del cambiamento, perché questi sono segnali che l'Europa non può fare finta di niente, ragazzi. Quando in paesi importanti, in paesi fondatori, signori dell'Europa, vedi il nostro, l'Italia, la destra va avanti, chiaro, noi ormai ci dobbiamo chiamare la destra e non possiamo più dire centrodestra, ci chiamano la destra e ci chiamano omofobo, razzisti, fascisti, ma questi sono quei bacati del PD che hanno bisogno dello psicologo, che d'altronde hanno inserito loro lo psicologo. Grazie al PD, lo psicologo gratis per tutti, andateci da sto cacchio di psicologo. Signori, sono segnali che non possono essere delle sensazioni. Non è come la situazione sicurezza a Milano per il sindaco, che solo una sensazione di insicurezza. In realtà non è così. Non è vero che ti picchiano, ti violentano, ti derubano, è una tua sensazione, hai avuto questa sensazione.
Santa polenta. Il popolo austriaco ha votato e ha premiato i nostri amici alleati, dice Salvini. Una giornata storica nel nome del cambiamento. A chi parla di estrema destra, ricordiamo che a Vienna, come in quasi tutta l'Europa, di estremo c'è solo la voglia di cambiare, rimettendo al centro i valori del lavoro, della famiglia e della sicurezza. Ragazzi, qualcosa mi dice che già Pontida ogni anno è un casino, 70, 80, 90.000 persone come niente fosse. Quest'anno faremo 100.000 come ai bei tempi. Qualcosa mi dice che sarà proprio così. Vi conviene andare sul sito legaonline.it e cercare il pullman più vicino a voi che partirà domenica mattina presto e vi porterà al grande appuntamento della Lega con la gente, con i cittadini, con la buona politica, con il cambiamento, signori, che è quello che vogliamo. Ursula bocciata dagli italiani, signori. Paolo Borchia, che è il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, ha diffuso questo sondaggio. Poco gradimento raccoglie la conferma di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione Europea. Il 64,3% degli italiani si dice scontento, mentre il 65,3% pensa che l'Europa sta ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell'Italia. Capite perché avanza la destra? Perché a sinistra dicono che è tutto normale, che sono sempre sensazioni che hai. Il boom di firme in sostegno a Matteo Salvini, ragazzi, devo ringraziare i tantissimi militanti, simpatizzanti che hanno dato una mano a raccogliere firme in queste settimane, ma non sono finite, anche a Pontida le raccoglieremo. Grazie soprattutto a voi che avete firmato, mica solo leghisti celoduristi, avete firmato non per Matteo Salvini, ma per l'idea che Matteo Salvini, la Lega e il centrodestra hanno portato avanti su molti fronti, tra cui quello dell'immigrazione, ragazzi. Non possono entrare cani e porci, non sono gli scafisti a decidere chi deve entrare nel nostro paese, invece per il PD gli scafisti sono sacri, bisogna ringraziarli, bisogna aiutarli, ed è per questo che mandano le ONG immediatamente in loro soccorso, in soccorso degli scafisti. Vergogna, che schifo, mi viene da vomitare. Per quello che riguarda me e la Lega, dice Matteo Salvini, questa è un'altra cosa potente, proporremo sia una restrizione sui ricongiungimenti familiari, cioè questa è una roba che il PD sta tremando, che spesso e volentieri aggirano la normativa, cioè ne arriva uno e si porta tutti i parenti che poi diventano attenzionati massimamente del comune per il welfare, nel senso che il comune dove risiedono questi poveracci, che sono davvero poveracci, ci metto 3 punti interrogativi, magari hanno la casa al loro paese, ma arrivano qui e sono poverissimi e quindi il comune deve pagargli tutto, qualunque cosa, anche le mutande, chiaramente non solo del povero marocchino, ma della moglie, dei bambini che sono almeno 3, se no che cazzo di marocchino sei se non fai almeno 3 figli, e che cacchio, la scuola, i libri e tutto, e a voi niente, è minimo, perché non ci sono soldi, la coperta è corta, non si possono fare le nozze con i fichi secchi, il fico secco sei tu, già. Non è finita. Un'altra roba che mi fa piacere, molto piacere, che la Lega porta avanti, e sono, ripeto, delle piccole bombette anche sulla coalizione di governo, perché quell'arabo di Tajani chiaramente la pensa come il PD, inorridisce davanti a queste proposte di Salvini e della Lega. Allora, da una parte una restrizione sui ricongiungimenti familiari, dall'altra, udite udite, una legge per togliere la cittadinanza agli immigrati che delinquono nel nostro paese. Perché molti hanno la cittadinanza italiana per i motivi più vari e variegati, cioè perché i loro genitori ce l'hanno, e perché gnigniro, e perché gnignero. Ti macchi di un grave reato, non hai più la cittadinanza italiana. Fuera di bal.
chiaro che queste sono piccole bombette, come dicevo, che Tajani, hai presente quelle bombette che si tirano per terra quando si fa festa? E Tajani è lì che balla su queste bombette, madonna mia, ancora, fammi vedere, è all'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, il sindaco di Milano che farà ricorso, ma i milanesi hanno paura a uscire di casa, cioè capisci? Queste sono le emergenze del PD, del sindaco di Milano, ne succedono di tutti i colori ogni sera e questo pensa all'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, che solo il fatto che diciamo ancora aeroporto di Milano Malpensa vuol dire che sì, intitolato a Silvio Berlusconi, ci sarà la scritta, la targhetta, ma che diciamo tutti ancora aeroporto di Malpensa. Siete malati, andate a curarvi dal vostro psicologo. Cos'altro devo dire? Ah sì, è certo, perché qui stanno arrivando WhatsApp di ogni colore e serata in sezione questa sera. Chi mi segue in diretta questa sera a Milano, c'è la Sardone nella sezione della Lega di Milano in Viale Toscana 12. È chiaro che se siete in zona e non ci andate, cosa vi perdete? Si parla di Milano, che ha dichiarato guerra ormai a ogni automobilista che non vada con la pila, con la batteria, ma ha dichiarato guerra anche a tutte le moto. Se avete moto non recentissime, e attenzione perché dall'anno prossimo potreste non poter più entrare. Si parla di Milano, ma si parla anche d'Europa, perché Silvia Sardone è consigliere comunale a Milano, ma anche europarlamentare della Lega. Oggi, lunedì 30 settembre, ore 21, Viale Toscana 12 Milano. Serata in sezione La Lega in Europa. Bellissima idea, certo. Farci un giro, ritrovarci tutti lì. L'ultimo delirio green, le flatulenze delle vacche nemiche dell'ambiente. Le puzzette delle mucche e dei manzi sarebbero responsabili di spaventosi cicloni tropicali e milioni di morti. L'ultima folle narrazione verde. E poi si lamentano che votiamo a destra. Certamente, www.legaonline.it, mi chiedono dove troviamo la lista dei pullman che partono per Pontida questa domenica. www.legaonline.it/Pontida24, ma voi scrivete su Google Lega Online, vi porta subito sul sito, e poi cercate Pontida, c'è la lista di tutti i santi pullman che vi portano. Alcuni da lontano partiranno proprio durante la notte, ma arriverete per le 10, per le 11 a Pontida. È chiaro, la prima cosa che fate, passate a salutare Sammy Varin allo stand di Radio Libertà, vi comprate un bel portachiavi da collezione in legno bruciacchiato con scritto Sammy Varin, o se siete chiaramente dei fan di quelli proprio potenti, l'effigie di Sammy Varin da mettere in automobile modello vai piano, pensa a me. È chiaro, dopo aver fatto la spesa agli stand, vi piazzate sul Sacro Pratone e ascoltate gli interventi. Ci sarà anche il generale Vannacci. Siamo veramente curiosi di sapere quale sarà l'apprezzamento del popolo leghista per il generale Vannacci. Io ho già fatto un sondaggio, lo faccio tutti i giorni, eccetera, e davvero la gente è contenta che Vannacci sia con noi, perché è un qualcosa in più che va anche al di fuori del territorio Lega, ma sempre al di dentro del nostro pensiero. Non tutta la spazzatura si trova nei bidoni, a volte cammina per strada. Bella questa meditazione che mi ha inviato un ascoltatore. Ancora, certo, nel web ne girano assolutamente di queste segnalazioni. E io chiaramente ve le trasmetto. Guarda la lista, quanti gazebo ci sono stati, ragazzi. Difendere i confini dell'Italia non è reato, è un dovere. Vieni a firmare anche tu nei gazebo della Campania. Complimenti anche ai leghisti campani che hanno fatto un weekend non stop con il gazebo fuori dalla chiesa, in piazza, per firmare, non a sostegno di Matteo Salvini, che potrebbe andare in galera, signori, pagare milioni di danni ai poveri migranti che non potevano scendere dalla nave, ma l'idea è la nostra, è un'idea politica, quella della Lega, che da sempre porta avanti queste idee.
e qualcuno ce le vuole togliere, ci vuole zittire, non possiamo più dire queste cose, altrimenti va in galera. L'ipocrisia dei Landini Boys, tifavano green, ora frignano per la morte dell'auto. Landini è un po' in difficoltà in questo campo, altro che difesa dei lavoratori, bravo. Difendere la patria non è reato, Open Arms già 30.000 firme, ma sono molto di più per Salvini, boom di gazebo nei weekend. E certo, su questo argomento torneremo, cioè guarda il gazebo del Piemonte, Lega Salvini Piemonte, poi ci colleghiamo in settimana col Piemonte, cioè non si riesce neanche a leggere quanti ce ne sono stati in questo weekend. Grandissimi militanti, ma semplicemente i curiosi che si sono avvicinati e hanno detto: io non voto Lega, però sono d'accordo con Matteo Salvini. E questi sono i nostri gadget da collezione, alcuni ce li ho anche qua in studio, ragazzi, portachiavi di Radio Libertà, li sto facendo vedere, che ci guarda in TV sul 252 o sul sito radiolibertà.net o sui social, almeno un portachiavi di questo dovete portarvelo a casa. Se arrivate a Pontida questa domenica, cercate lo stand, ci sarà scritto in grande Radio Libertà, e questi sono proprio in legno bruciacchiato dal tempo. Radio Libertà ve la portate in giro con le chiavi di casa, e chiaramente il santino, me lo chiamano così, di Sammy Varin, ma non mi candido a niente, io sono solo candidato a fare l'informazione più controinformazione di Radio Libertà. Chi mi sente fin dalla fine degli anni 70, quando eravamo tutti bambini, certo può comprarsi il faccione di Sammy Varin intagliato in legno, produzione chiaramente limitata, solo per pochi fans, e un pochino mi vergogno anch'io. Mi vergogno, ma mi fermo solo per qualche istante, perché tra pochissimo ritorniamo in onda, c'è Acerbis, c'è il Qui Parlamento, ma soprattutto c'è il Focus Toscana. Arriva Marco Casucci. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Qui Parlamento. Speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni INAIL in favore dei suddetti lavoratori domestici, che dal 1 gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS siano messe a disposizione dell'INAIL. Articolo 5. In materia di ammortizzatori sociali e politiche formative, il disegno di legge prevede che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Articolo 6. Per i fondi di solidarietà bilaterale costituiti successivamente al 1 maggio 2023, una disciplina per il trasferimento presso i medesimi fondi di una quota delle risorse finanziarie accumulate dal FIS dell'INPS. Articolo 8. La facoltà di utilizzare le risorse del fondo bilaterale dei lavoratori somministrati per la formazione dei candidati e dei lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché delle professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e l'attuazione del PNRR. Articolo 9. La possibilità di riconoscere un'indennità ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni che hanno prestato servizi a tempo determinato in attività di comunicazione e informazione da almeno 3 anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali 2016-2018, l'incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. Articolo 16. Dal 2024 l'estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Articolo 15. La trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Articolo 18. L'istituzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento. Articolo 31. In materia di contratti a termine di somministrazione, il disegno di legge esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori che non può superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti, casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguarda lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze. Elimina la previsione secondo cui se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore attualmente pari a 24 mesi. Definisce le caratteristiche delle attività stagionali che in base alla normativa vigente sono escluse dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore, se richiamati nei contratti collettivi. In materia di rapporto di lavoro, il disegno di legge specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del rapporto di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. Articolo 13. Prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata e della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Articolo 14. Dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato dal rapporto di lavoro in mancanza di previsione contrattuale per un periodo superiore a 15 giorni comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. In materia di previdenza contributiva, in materia previdenziale e contributiva, il provvedimento introduce la possibilità dal 1 gennaio 2025 di rateizzare fino a un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale secondo i requisiti, criteri e le modalità successivamente stabilite da un atto emanato dal Consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti. Estende anche al personale a contratto degli uffici all'estero la possibilità già prevista per le PA al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi ai dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 e di trasmettere all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. Articolo 24. Prevede che in tutte le controversie in materia contributiva nelle quali l'INPS è parte convenuta
La notifica si è effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti. Articolo 25. Consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e controllo del Ministero stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA in conformità con l'oggetto sociale di quest'ultima. Articolo 26. Per l'articolo 27 viene reso strutturale per tenute categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece da... Qui Parlamento. Il mondo è chiuso in uno schermo. Si chiama proprio così, Polvere, la nuova canzone di questa ragazza che si chiama Bambina. È un nome splendido, Bambina, da Cosenza, da Corigliano Rossano per l'esattezza. Sound pop ma influenze jazz. L'importanza di staccarsi dal gregge, soprattutto dal cellulare molte volte, e magari di accendere Radio Libertà. Brava, Polvere di Bambina ci ha portato al Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. Ogni giorno un diverso collegamento con il territorio per sentire dalle voci che vivono il territorio che cosa succede. Oggi un vecchio amico di Radio Libertà, di Sammy Varin, che spesso e volentieri vediamo sui territori perché lui non riesce a stare fermo, ogni giorno visita un territorio diverso, soprattutto il suo. Sto parlando del vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Marco Casucci. Ciao Marco! Ciao Sergio. Ciao. Grazie per essere con noi. Senti, prima di parlare in Toscana, però, chiaramente stiamo tirando l'acqua al nostro mulino. Questa domenica c'è il grande raduno della Lega a Pontida in provincia di Bergamo. Come vanno i preparativi? State preparando i pullman? Io ho già ricordato il sito legaonline.it per tutta Italia. Andate su questo sito perché ci sono pullman che partono da ogni dove, ma ci sono anche i treni, ci sono le auto private. Come sta andando la preparazione, Marco? Molto bene, c'è tanto entusiasmo intorno alla Lega, intorno a Matteo
sta veramente crescendo la volontà di stringersi ancora più forte al nostro capitano. Abbiamo ben consapevolezza della situazione, del momento delicato, e sapete, nei momenti delicati noi ci abbiamo sempre messo la faccia in tempi molto antichi e in tempi in cui eravamo praticamente pochissimi in Toscana. Oggi la Lega ha dei numeri importanti, ha contribuito a far eleggere consiglieri regionali, parlamentari, europarlamentari. Io vengo anche dalla vittoria di ieri sera, perché Arezzo ha tenuto la provincia al centrodestra ed è stata eletta Carla Porri consigliere provinciale per la Lega nell'assise provinciale aretina. Questa è una gran bella notizia, perché ecco, riusciamo veramente a eleggere dei nostri rappresentanti in tutte le istituzioni, dove dovranno svolgere il proprio lavoro in modo puntuale, in modo costante, avendo a cuore i territori. La mia è una Lega che ha al centro, la mia dico intendo come la mia che ho nel cuore, ha al centro del proprio interesse il territorio, i bisogni del territorio, le istanze del territorio. Facciamo la differenza quando siamo quello che nella nostra storia siamo sempre stati, cioè un baluardo, diciamo essere tutori delle esigenze dei nostri territori, perché abbiamo veramente tanti problemi che devono ancora essere risolti, e dobbiamo farlo in modo sinergico dal governo nazionale fino alle regioni, fino agli enti locali. Io sono da sempre una persona che è abituata ad ascoltare almeno quanto a parlare. Credo che l'ascolto sia fondamentale, specialmente di tante persone che sono sole, che hanno dei problemi e che ci vengono a cercare a volte anche solo per fare una chiacchierata. Io vorrei, per esempio, oggi ho ricevuto una telefonata da Subiano, vicino ad Arezzo, di un 86enne, e mi ha detto: per favore vienimi a trovare a casa, perché io con la macchina mi muovo poco. E io venerdì mattina sarò dall'amico Franco per poter ascoltare e poter cercare in umiltà di rendermi utile. Questa è la buona politica, signori, è ascoltare la gente e trovare la squadra, e non sempre è possibile purtroppo, per risolvere i problemi dei cittadini o comunque almeno per migliorare la loro vita. Questa è la missione della buona politica, dovrebbe essere la missione della buona politica, poi sappiamo che non tutti la portano avanti. Marco Casucci è uno, ad esempio, che c'è sempre e lo vedete, basta cercare sui social, lo vedete perennemente in giro, come dicevi prima, ad ascoltare, a cercare di risolvere i problemi, ma soprattutto a carpire quella che può essere l'esigenza di un territorio, e poi portare le proteste a diventare una proposta, e quindi portarle in regione, portarle a Roma, utilizzando quella squadra importantissima di governo che in questo momento abbiamo. Difesa dell'agroalimentare toscano e italiano, in particolare della Chianina. Questo è un esempio. Pochi giorni fa hai partecipato a un convegno incontrando tanta gente proprio sul futuro della zootecnia toscana. Cosa sta succedendo, Casucci? Sta succedendo che, specialmente per colpa di una politica europea tesa, io direi, veramente a sacrificare gli interessi nazionali, perché chi ha governato l'Europa fino adesso tutto ha fatto tranne che avvantaggiare il nostro paese e specialmente il nostro agroalimentare, stiamo subendo moltissimo. Stiamo subendo e non possiamo più accettarlo. I nostri europarlamentari stanno facendo quello che possono fare. Questa Europa va cambiata, va rovesciata, e invece vedremo, diciamo, di nuovo essere eletta la von der Leyen. Quindi soluzioni di continuità con un sistema che ha penalizzato i nostri cittadini. Vedete, per far sì che vi possa essere una confezione di prodotti derivati dalla chianina o anche un hamburger di carne chianina, basta tra il 20 e il 25% di carne chianina. E il resto che cosa ci mettiamo? Le nostre norme devono essere modificate e ci deve essere una campagna informativa su quelle che sono le proprietà della carne chianina, che non sono quelle di una qualsiasi carne che prendiamo da fuori. Lo sapete, signori, quanto è aumentata negli ultimi 10 anni la importazione di cibo straniero in questo paese? Il 34%.
Cioè, quando sentiamo questi dati e quando ascoltiamo, diciamo, tutte le campagne che ci sono contro l'Italian sounding anche nell'agroalimentare, noi dovremmo incazzarci, scusate l'espressione, ma questa deve essere fatta, perché io non tollero che ci siano giovani aretini nella mia provincia che vivono a Sestino, che è distante 1 ora e 20 da Arezzo, ok? Che si fanno il mazzo e che portano avanti in modo dignitoso il proprio lavoro, perché lo portano avanti, diciamo, continuando quella che è una tradizione millenaria della carne chianina. Cioè, solo per fare un esempio, se dovessimo andare a Berlino, visiteremmo in un bel museo una S signatum, cioè un lingotto che diciamo serviva per comprare altri oggetti, che reca un toro di razza chianina che viene da Sestino, quindi 2400 anni fa c'era la razza chianina. Noi se continuiamo così, visto che è crollata del 20% la vendita di razza chianina, visto che il prezzo al medio, diciamo, della razza chianina al chilo è da 8,5, sta diventando da 6, ditemi se è possibile continuare questa tradizione, quello che è la bellezza dei nostri territori. Io dico questo, si parla tanto di rischio di dissesto idrogeologico in questo paese, ma chi è che conserva il nostro territorio se non l'agricoltore? Io penso che dovremmo ragionare a sovvenzionare queste persone ancora di più di quello che facciamo, con sgravi fiscali, quello che vogliamo. Bisogna rendergli la vita possibile, perché altrimenti tutto arriverà a valle, tutti i problemi. Già nel mio territorio stanno arrivando i lupi, non so al nord, ma nel mio territorio stanno già arrivando i lupi che non trovano più cibo, e arrivare nel nostro territorio un lupo è un problema. Io fra una settimana mi recherò a Bruxelles in visita con la Commissione Affari Europei del Consiglio regionale della Toscana, e ancora una volta io mi batterò per sentire che cosa concretamente si può fare sul tema predazioni, che è un tema veramente increscioso, perché così come la chianina deve essere tutelata anche, diciamo, tutelato l'allevamento di pecore. Torno a ripetere, questa gente che vive in aree marginali, spesso distanti centinaia di chilometri dai centri abitati, centinaia di chilometri, devono essere sostenuti, devono essere incoraggiati. Invece anche da poco, e questo veramente mi sono indignato in aula, anche da poco per quanto riguarda il piano forestale in Toscana ho sentito i 5 Stelle demonizzare la categoria di boscaioli, e io sono fiero di essere stato nella mia vita anche un boscaiolo, così come sono fiero di essere stato qualcuno che sapeva fare delle salsicce. Per fare le cose bene bisogna avere umiltà e consapevolezza di quelli che sono i lavori, altrimenti le istituzioni servono a poco. Signori, vedete la fotografia di Marco Casucci, un profondo conoscitore del territorio. Prima di lasciarti, Marco, un'ultima battuta, sempre a proposito chiaramente della nostra terra e soprattutto dei prodotti della nostra terra, e in questo caso degli animali di cui ci cibiamo. È un altro problema non soltanto della Toscana ma di tutta Italia, dove abbiamo sbagliato sul fronte peste suina africana, sta mietendo tantissime vittime e agricoltori, contadini veramente che vivono di questo lavoro disperati. Che cosa stiamo facendo? Sono tornati purtroppo dei focolai anche recentemente nel Vercellese al nord. Io sto spingendo perché si possa contenere ad esempio il numero dei cinghiali nella mia regione, perché un dato che è oggettivo è che la regione toscana è la regione più popolosa di cinghiali in Europa, e questo si deve a una politica ambientalista in senso ideologizzato della sinistra, la quale sinistra non ha neppure consapevolezza di quelli che sono i rischi. Bisogna stare molto attenti, perché la proliferazione di questa malattia potrebbe portare a decimare diciamo i tantissimi suini che ci sono anche in Toscana. Per esempio, io ho a cuore la Val di Chiana, lo sapete, tantissima produzione sta tra Cesa e Marciano della Chiana, anche perché lì vicino ci sono degli ottimi salumifici. La nostra tradizione
si basa su queste cose. E ricordiamoci che nel nostro partito, nel nostro movimento, io direi, c'è sempre stata attenzione a ciò che si mangia, perché è cultura del posto ed è identità. Noi siamo quello che mangiamo, qualcuno diceva anni fa, e io vorrei essere molto di più un pianino che essere una formica o essere una cavalletta, ok? Voglio essere questo, voglio essere qualcosa che sono sempre stato. Questa è la nostra identità, bisogna batterci. E anche per quanto riguarda la peste suina bisogna intervenire in modo energico, cosa che viene fatta puntualmente in alcune regioni e in altre invece lo si fa in modo più blando. E invece qui in Toscana sorveglierò fortemente, perché io sono dalla parte di quella gente che la suda e si sporca le mani per portare avanti la propria attività. Capite? Siamo stati purtroppo e siamo tuttora ostaggio, non solo la sinistra è ostaggio di certi ambientalisti. Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale toscano, chiaramente Lega. È stato un piacere ritrovarti, Marco, ma sono certo ci ritroviamo tra pochi giorni sul Sacro Pratone di Pontida questa domenica. Il Sacro Pratone di Pontida rimane sempre sacro. Ciao Sam. Ciao, buon lavoro e un saluto a tutti voi. Io torno domani, come al solito, intorno alla 1. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.